Dati da leggere in chiaro scuro quelli contenuti nel report di aprile 2024 di Veneto Lavoro, con la provincia di Padova che registra 150.000 persone tra i 15 e i 64 anni inattive. Di questi il 12,4% sono giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, 16.900 cosiddetti NEET, giovani che chiedono un lavoro diverso, il commento di Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova. Come stiamo parlando di ventenni, non abbiamo capito che sono persone diverse da noi, nel senso, ovviamente come noi, ma sono cresciuti in un ambiente, in una condizione di trasversalità col resto del mondo, isolati per quasi 2 anni. Sono persone che hanno un approccio nei confronti della vita e anche del lavoro diverso da quello degli adulti, e fino a quando noi non ci renderemo conto che dobbiamo sviluppare linguaggi e preparare per loro un mondo che sia disegnato anche su di loro e non solo su di noi, questo problema persisterà. Non solo stipendi più alti, i giovani chiedono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, richieste per ora inascoltate. Noi abbiamo contratti che sono fatti con la logica di 50 anni fa, contratti di lavoro intendo. Noi dovremmo tener conto di queste cose, perché queste nuove persone sono quelle che vivranno gli anni da qua in avanti, ed è davvero miope e anche molto egoistico l'atteggiamento di non comprendere e di non spingersi a capire meglio e a programmare meglio. 8.830 le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2023 nella sola provincia euganea, un dato in aumento rispetto agli anni precedenti. Potrebbero essere di più. Mancano figure tecniche specializzate, ricorda Confapi, come addetti ai servizi alla persona e nella ristorazione.